Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ci troviamo all'interno della nuova Agorà di Rivignano che sta per sorgere, ne abbiamo già fatto tempo fa un servizio e con il sindaco Mario Anzil andiamo a sentire un po' le ultimissime rispetto all'ultima volta e poi chiaramente parleremo anche della imminente Fiera dei Santi che riprenderà dopo lo stop dovuto alla pandemia. Sì, certo, qui siamo in Parco Divisione Iulia e questo che si vede alle nostre spalle è l'ampliamento del parco verso il consorzio agrario. Quei due capannoni, testimonianza di archeologia industriale, sono proprio i magazzini del vecchio antico consorzio agrario e questo ampliamento noi l'abbiamo chiamata Agorà, sarà una grandissima piazza, infatti all'altra estremità si può notare sia la chiesa che il campanile che il municipio, quindi siamo in pieno centro a Rivignano e questi enormi spazi che stiamo riqualificando consentiranno un domani di avere una nuova concezione del paese, grandi spazi a disposizione di tutti e quindi i cittadini di questo paese, di questo comune avranno a disposizione loro, dei propri cari, dei propri figli, degli spazi da vivere davvero enormi e utili. È la più grande riqualificazione urbana della storia del comune di Rivignano, del comune di Teor e poi del nuovo comune di Rivignano Teor. Di certo qui nel 2022, signor Sindaco, vedremo delle belle, nel senso che vedremo manifestazioni eccetera. Questo lancio per dire che tra poche settimane, insomma a fine mese, ci sarà la riedizione della Fiera dei Santi come, non dico come una volta, però una Fiera dei Santi particolare rispettando le norme previste dalla pandemia. Certo, questi spazi esattamente potranno essere in futuro destinati anche a manifestazioni. Tra le più famose del nostro comune certamente l'antica millenaria Fiera dei Santi e dei Morti che appunto da tantissimi secoli ormai a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre si svolge nella piazza e nelle vie centrali del nostro paese. Una fiera che era stata apprezzata da tantissimi in passato, da Ippolito Nievo a Ugo Foscolo che l'avevano visitata e l'avevano trovata originale e divertente. È l'unico paese in Italia in cui il giorno dei morti, anziché dedicare solo un pensiero ai propri defunti, si usa fare anche grandi feste. L'anno scorso, all'ultimo momento, la fiera è stata annullata a causa del Covid, quest'anno con tutte le precauzioni del caso, ma intendiamo essere di nuovo a portare avanti questa nostra affascinante tradizione. Non resta che dire, questo è l'assaggio, il biglietto da visita, non resta che dire, è fatto un salto a Rivignano, 30, 31, 1 e 2 novembre. No? Esatto, quest'anno ritorna la Fiera dei Santi e dei Morti, un passaggio, tra l'altro ogni giorno uguale, 4 giorni in cui gli eventi... Uguale ma con diversità. Sì, diciamo è come nel film in cui il personaggio si risveglia ogni giorno alla stessa giornata, anche qui si ripetono uguale tutti gli eventi, certo. Come un sortilegio che insomma solamente partecipando si riuscirà a sfatare. Appuntamento a Rivignano dal 30 ottobre al 2 novembre. Senta, per concludere una battuta, no? Chiaramente qualcuno dice allegro con brio, ma visto che siamo a Rivignano diciamo allegro con Collovati, no? Sì, Collovati di Teor è uno dei campioni del nostro territorio, campione del mondo nel 1982, abbiamo anche un campione d'Europa, Alex Meret, speriamo tra l'altro è giovane che il futuro gli riservi altre grandi soddisfazioni. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.